Salut a tutti e compa qui non terci FM settimanano a Muriani tra montagna e marina. Siamo dunque in de Murianin questa settimana e per sta prima data siamo in montagna ma ridroa una giovane musicante e cantadrice di noi, si chiama Lisandra Medori. RCFM e Campacui. Qui siamo San Giovanni di Moriani, in Gioti, e a Moria di un paese di Moab. Non ho mica conosciuto la casa familiare, ma veniamo sempre tutti gli anni per fare gulire, tempi di castagni. Studenti, ho fatto già due esigenze, una di letteratura in Nechisi e una di studi corsi. E ora comincio a fare un DE, DU, diplôme d'État e diplôme universitaire di musica tradizionale, di Corsica e di Mediterraneo. E noi da poi gioca, ho sempre inteso Moabo e i suoi amici che cantavano, che facevano l'animazione. E noi così, ho cominciato il violino a 8 anni, dopo ho fatto la chitarra per accompagnarmi, ho cominciato a cantare, a armonizzare appena le canzoni con Moab. E dopo mi sono interessata appena a altri strumenti come il piano, a vistola. Ho cominciato con il gruppo Charlie Luna 3 anni fa. Ho fatto un piccolo percorso con lei, abbiamo fatto un album quest'anno e ora ho piantato questo gruppo e faccio parte di Diama Dialesi, sono violinista. Con Charlie Luna ho cantato e comincio appena a cantare con i Diama Dialesi. Per la bandiera ho cominciato 3 anni fa a dare corsi di violino a pratica lingua in Piaggia. E con un amico Pierfranco Luciani facciamo i corsi di canto dopo un anno in pratica lingua corti per esitare. Allora mi piacerebbe continuare così, essere di più in più professionale, avere più conoscenza possibile. Con il diploma penso che ho imparato assai cose e essere musicante professionale e continuare a fare questa tramandiera. Spesso vi la taglia sopra medio mondo ed è una compagna agima di un ridondo principessa bianca di lacrime cristalline ade un si stocca di cuore su un fine belle stagine dava fiorisce per le dorchine e a ti spisce
E domani ce ne rivaleremo un piadia per edroa una famiglia di panatere e pastizzeri installata qui in Muriani, di famiglia Riolacci, ne parleremo con Paola Riolacci. A domani dunque per la nostra seconda tappa in Muriani tra montagna e marina. RCFM et Campacui.